Bentrovati a tutti i nostri telespettatori di Primi Cittadini per il Turismo. Oggi ci tuffiamo nel cuore del Delta del Po, un comune vocato al turismo balneare, ma anche ai grandi appassionati di paesaggi e di un naturalismo ancora intatto. Siamo in compagnia del sindaco Michele Grossato, sindaco del comune di Rosolina. Benvenuto, sindaco. Grazie, grazie. Un grande piacere, sindaco, oggi parlare di un comune che spesso, come altri comuni che sono località turistiche, vengono definiti cosiddetti comuni fisarmonica. Perché, sindaco? Perché il comune di Rosolina sulla carta ha 6.300 abitanti tutto l'anno, ma nel periodo estivo con le due località turistiche di Rosolina Mare e dell'isola di Albarella raggiungiamo picchi di 50.000. E una cosa comune, noi facciamo parte di un network che si chiama G20S, sono le 20 località d'Italia che superano il milione di presenze e il 50% dei comuni di questo network è messo nelle stesse condizioni di Rosolina. Vi cito un esempio: in Toscana Bibbona è un paese che ha 2.000 abitanti e d'estate raggiunge picchi di 100.000 abitanti, perciò potete immaginare oneri e onori, insomma, di questa esplosione di residenti. A proposito, sindaco, di oneri e onori, cosa comporta questa grande variazione dal punto di vista gestionale, ma anche dell'impatto dell'ordine pubblico e anche di offrire servizi, di garantire servizi sì ai turisti, perché è una vostra priorità, ma senza dimenticare i cittadini residenti in quel territorio? Indubbiamente noi non dobbiamo mettere in difficoltà nel periodo estivo chi ci abita tutto l'anno, perciò un'efficienza 12 mesi all'anno per i residenti, ma anche un'efficienza per chi arriva e sceglie di trascorrere la vacanza a Rosolina Mare. Perciò 30 dipendenti comunali, 5 vigili, vi potete immaginare che non è semplice mantenere uno standard elevato, però ci difendiamo bene, ci riusciamo. Quali sono, sindaco, le grandi sfide che attendono il comune di Rosolina anche in vista degli anni che verranno? Beh, la sfida più importante sarà quella, visto che ci sarà il rinnovo delle concessioni demaniali con le gare della Bolkestein. Noi abbiamo due waterfront, se si possono così descrivere: uno è il famoso Piazzale Europa e l'altro è in via Torino, vicino alla pensione Fiorella. E lì stiamo progettando uno sviluppo importante di piazza, praticamente di punto commerciale, di ricettività, che danno la possibilità a un miglioramento della località e anche dell'offerta che i turisti possono trovare. Perciò questa è proprio la grande sfida, insomma, che stiamo affrontando in questi giorni. Sindaco, il tema delle infrastrutture per quel territorio è un tema strategico difficile da affrontare, ma anche difficile da attuare. Com'è la situazione, sindaco? Situazione molto attenzionata da parte dei comuni, da parte della Regione Veneto, da parte di ANAS, perché noi abbiamo due infrastrutture importantissime che hanno necessità di un rinforzo, che è la strada statale Romea, conosciutissima, la famosa Nogara Mare, il corridoio che da Verona potrebbe aumentare la facilità di raggiungere le nostre località. Vicino, invece, dialogando con il vicino comune di Chioggia, stiamo realizzando due barriere per la risalita del Cuneo Salino, una sul fiume Adige e una sul fiume Brenta, e queste qua saranno anche altre due infrastrutture che creeranno la possibilità di passare i due limiti naturali che sono questi dei fiumi, attaccando di più o avvicinando di più Rosolina Mare a Chioggia. Sono temi assolutamente importanti, temi che intrecciano le sfide più importanti, che garantiscono a questo territorio una crescita che è sicuramente sfidante, ma anche determinante per gli anni che verranno. Grazie a Michele Grossato, sindaco della città di Rosolina, per questa intervista a Primi Cittadini del Turismo, la nostra rubrica del Veneto in diretta. Arrivederci a tutti i nostri telespettatori, alla prossima puntata, alla prossima settimana. Ciao a tutti.